Appello del sindaco di Ceggia per individuare gli autori di vari e ripetuti atti di vandalismo a danno dell'arredo urbano, della segnaletica stradale, di edifici pubblici e privati. Chi avesse visto, chiede Massimo Beraldo, è pregato di informare la polizia municipale. Inaugurato a Brondolo il nuovo McDonald's che nei fine settimana resterà aperto 24 ore su 24, ha 240 posti a sedere ed è dotato di un McDrive per consumare direttamente in auto. Per ora ha 38 dipendenti che potrebbero salire in base al carico di lavoro. Estate amara per metà degli studenti del Cerletti, la scuola enologica di Conegliano, dove ha studiato anche il presidente della regione Luca Zaia. I promossi al primo round sono stati 519 su 957, ben 129 i bocciati, 309 quelli che dovranno passare le vacanze sui libri. Via libera alla caccia di 400 cervi. I sindaci del Consiglio, sostenuti dagli allevatori, hanno strappato il consenso alla regione, finora contraria, sostenendo che 3.000 capi sono troppi per la foresta dell'altopiano. Gli ambientalisti annunciano iniziative di protesta. Montegrotto Terme ospiterà la piscina più profonda del mondo, meno 40 metri, come l'oceano, per la gioia di chi ama gli sport subacquei. L'impianto nascerà tra qualche mese all'Hotel Mille Pini. L'acqua termale permetterà di immergersi in totale sicurezza senza utilizzare le mute. Dopo Bruce Springsteen, Padova si prepara ad ospitare un altro mito del rock, niente meno che Bob Dylan, che si esibirà al Palageox l'8 novembre. Il concerto padovano concluderà le date di Bob Dylan in Italia, 3 a Milano e 2 a Roma. I biglietti sono già in vendita.